9 giugno, buona festa della Repubblica, benvenuti a Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Da Angelo Gagliano. Allora vedremo come va il turismo, come si preannuncia in questo ponte di inizio giugno, vedremo anche naturalmente le condizioni del tempo e anche una possibilità di lettura, perché no, in queste ore di riposo. Ma prima di tutto cominciamo con la situazione degli aerei. Per mesi ci siamo lamentati del caro voli e adesso entra in funzione la terza compagnia che dovrebbe avere una azione calmieratrice sui prezzi delle altre compagnie. E quindi è partito ieri da Palermo il primo volo Aero Italia destinato a Fiumicino. C'era anche il presidente Schifani, ha detto continueremo la nostra battaglia per abbassare i prezzi che rimangono comunque alti. Vediamo. La data del 1 giugno 2023 su una torta rappresenta simbolicamente un nuovo step nella battaglia contro il caro voli che attanaglia da tempo chi viaggia da e per la Sicilia. Nel novero delle possibilità di acquisto di biglietti aerei low cost sono adesso operativi i vettori di Aero Italia, ma come preannunciato dal presidente della regione Schifani dopo aver inaugurato il servizio al Falcone Borsellino, si tratta di un nuovo step. I siciliani avranno un nuovo vettore che collegherà Palermo e anche Catania dopo l'estate con Roma e già collega con Milano. Prezzi più bassi, più concorrenza, più mercato. Questo chiede la Sicilia e questo oggi ottiene. Continueremo comunque la nostra battaglia per dare ai siciliani più servizi e migliore qualità della vita. Accanto al governatore, l'amministratore delegato di GESAP, Vito Riggio, il presidente della società di gestione dello scalo palermitano, Salvatore Burrafato, e il country manager per la Sicilia di Aero Italia, Paolo Corona. Schifani si è imbarcato sul primo volo per la capitale, dove era atteso per impegni istituzionali. Il servizio sarà un supporto, ancor più quando sarà coinvolto anche lo scalo di Fontanarossa, ma non la soluzione, perché sarà ancora un'estate carissima per chi andrà in vacanza. Solo nei primi giorni di giugno, come denuncia il Codacons, gli italiani spenderanno in media il 9,2% rispetto al 2022, pur riducendo il numero di notti trascorse fuori casa, complici, oltre al caro voli, i pesanti rincarichi si sono abbattuti sul comparto turistico. Se da un lato si riduce il periodo di villeggiatura, dall'altro la spesa per viaggio, alloggio, ristorazione e divertimenti aumenta, segnale allarmante per tutto il periodo estivo che sarà ricordato dai turisti come il più caro di sempre. Vediamo l'attualità politica. Il nuovo sindaco di Catania, Enrico Trentino, si insedierà tra domani e lunedì. Naturalmente è in pieno svolgimento il toto assessori. Vediamo a che punto siamo. 3 assessori a Fratelli d'Italia, 2 ciascuno alla Lega, Forza Italia e gli autonomisti di Lombardo, 1 alla DC di Cuffaro. Con la presidenza del Consiglio Comunale ancorata sull'autonomista Sebastiano Anastasi, che presidente lo è già stato e probabilmente continuerà a farlo, forte dei 1600 voti racimolati. Ecco la geografia della giunta etnea di governo a guida Enrico Trentino, che tra sabato e lunedì prossimi potrebbe essere proclamato sindaco della città. E siccome lui giustamente ha premura per via delle tante questioni da affrontare e risolvere, al massimo a metà del mese l'esecutivo potrebbe essere operativo. Non sarà una passeggiata nominare la nuova giunta, ma partiamo dal certo. Dei 5 assessori già nominati secondo legge, solo 3 potrebbero rimanere in carica e sono Alessandro Porto in quota MPA e Sergio Parisi, fedelissimo di Salvo Pogliese, destinato nuovamente allo sport per la sua formazione e professionalità, oltre a Andrea Guzzardi in quota Lega, nominato in prima battuta. Non giureranno da membri della giunta invece il coordinatore di Forza Italia Marcello Caruso e Alessandro Chisari, in rappresentanza alla DC di Cuffaro. Per quest'ultimo posto l'ipotesi più probabile è quella dell'avvocato penalista Giuseppe Marletta, già assessore a Palazzo degli Elefanti. Ma andiamo per ordine. Dei 3 assessori in quota Fratelli d'Italia restano 2 posti da assegnare e qui peserà il successo elettorale di Pogliese, che su 11 consiglieri ne ha conquistato ben 8. I 2 potrebbero essere uno di Pogliese e l'altro vicino a Ruggero Razza. Si parla insistentemente di Andrea Barresi e Daniele Bottino, ma il dibattito interno al partito del Premier potrebbe seguire altre vie. In Forza Italia la discriminante sarà il peso politico dell'assessore Marco Falcone. Sarà lui a designare i 2 nomi oppure nella scelta vorrà mettere le mani pure il presidente della regione Schifani, anche se le linee guida dettate dal partito azzurro sono state quelle della militanza e dei voti ottenuti. Secondo questi criteri sarà quasi certamente assessore il capogruppo uscente Giovanni Petralia, che è risultato il terzo più votato, e poi un posto dovranno contenderselo Massimo Pesce e Antonio Villardita, quest'ultimo con un buon piazzamento alle passate regionali e in attesa di compenso.
Nella Lega c'è un ostacolo abbastanza insormontabile da superare che si chiama Fabio Cantarella. A lui, escluso da tutte le ultime competizioni elettorali, spetterebbe ritornare a Palazzo degli Elefanti, un ritorno ostacolato però da un veto di Luca Sammartino. I due nomi che circolano insistentemente per un solo posto sono l'urologo Nuccio Condorelli e Giuseppe Gelsomino, primo degli eletti in Consiglio Comunale. Viene al momento confermato Andrea Guzzardi, nominato in prima battuta. Tra gli autonomisti bisognerà scegliere il secondo assessore, Alessandro Porto è già stato designato. Il nome più probabile è quello di Bruno Bruccheri, ma non si esclude la partecipazione di una donna. Capitolo vice sindaco. Considerata la marcia indietro di Valeria Sudano nella corsa al sindaco, Trantino potrebbe tenere in considerazione di assegnarlo alla Lega, ma su questo punto conta molto l'autorevolezza del nome, oltre al fatto che Forza Italia di consensi ne ha avuti più della Lega. Il toto assessore è appena partito. Bene, adesso è il momento di dare un'occhiata ai giornali siciliani, Angelo. E allora, come sempre, cominciamo la nostra rassegna e andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano La Sicilia, che ha dei fatti nazionali oggi sulla sua prima, perché si parla di Palazzo Chigi alla Corte dei Conti, le tensioni ancora sul PNRR. Fitto ha incontrato il presidente Carlino per proporre un nuovo codice. Per aggirare i rimproveri della Corte dei Conti. Esattamente. E poi la tragedia, questo è un fatto di cronaca che riguarda lo sbarco di Cutro. Primi indagati per il disastro, una giornata di sbarchi intanto a Lampedusa. E poi, senza fine, la fotonotizia che ci riporta al dramma, quello che si sta vivendo nelle ultime ore, perché sono stati 2 atroci femminicidi. A Roma un poliziotto ha sparato ad una collega, a Milano il fidanzato di Giulia ha confessato. Nel 2023 i femminicidi sono stati già 39, è un numero impressionante in appena 5 mesi. E poi si torna a parlare del caso Camere di Commercio in Sicilia, perché il governatore Schifani è praticamente risoluto, pronto a sfidare il ministro Urso. La nostra mappa, dice, è corretta. Poi ancora vi segnalo che sulla autonomia differenziata sono già pronte 100.000 firme, oltre 100.000 firme per bloccare la riforma Calderoli. Insomma, è una vicenda politica che andrà avanti. Poi una classifica poco rassicurante per la sanità siciliana, perché gli ospedali siciliani hanno un voto insufficiente, il sistema, dice la CGIL, va a pezzi. Allora, su questo tema, proprio sul tema degli ospedali siciliani, andiamo a vedere nelle pagine interne proprio della Sicilia, perché gli ospedali siciliani sono in coda. La CGIL dice una sanità distrutta dalla politica, quindi c'è un attacco proprio alla politica, dai vaccini alle cure per il dolore, passando per l'operazione per un femore fratturato. Sono 7 le regioni che non sono riuscite a garantire cure essenziali nel 2021, 3 in meno dell'anno precedente. Tra queste, manco a dirlo, c'è la Sicilia. La nostra regione ha realizzato un punteggio inferiore alla soglia di sufficienza, che è pari a 60 in una scala da 0 a 100, almeno in un'area di assistenza. Poi ci sono Molise, Campania, Sardegna e Provincia Autonoma di Bolzano. Questa è la situazione, la fotografia. Ecco perché poi in tanti vanno fuori dalla Sicilia. Sono costretti. Ieri abbiamo parlato di eccellenze, no? Qui con la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, però ci sono delle realtà che ancora arrancano. Poi, visto che stiamo parlando ancora di femminicidi, però c'è un aspetto positivo che riguarda le donne. Ai massimi il lavoro grazie proprio alle donne. L'occupazione balza al 61%, la disoccupazione cala al 7-8%, flessione degli inattivi. Aumentano i rapporti a tempo indeterminato, diminuiscono quelli a termine, più richieste per turismo e servizi. Questa è la fotografia del lavoro nel nostro paese. Lasciamo i temi economici. Adesso un po' di cronaca legata più che altro anche alla città di Catania. Ricorderete tutti, ricorderai anche tu Michele, ce ne siamo occupati nel nostro telegiornale, una vicenda avvenuta in Viale Sant'Eudoro a Librino lo scorso 8 aprile, sparò e si barricò in casa, il GIP ha concesso gli arresti domiciliari, Concetto Trippa scatenò il panico a Librino, seguirà adesso un piano di recupero per tossico. Quindi il suo problema era questo, la tossicodipendenza. Certamente
Assolutamente sì, poi attenzione perché ancora cronaca giudiziaria, il libro mastro del Pizzo, 20 vanno al rito abbreviato, l'inchiesta è quella Sabbie Mobili, nel corso dell'udienza preliminare molti imputati hanno ammesso i fatti contestati. Il blitz cominciò dopo la denuncia di un ristoratore a cui furono consegnate delle pallottole. Coraggioso. Molto, molto coraggioso. E adesso invece ti porto tutti a Taormina perché il sindaco De Luca già si fa sentire. De Luca chiude il corso Umberto, dalle 8 del mattino non si potrà transitare. Mancano i certificati di adeguamento sismico per il comune e il Palacongressi, oggi si insedia la giunta, il vice sindaco potrebbe essere Sterrantino. Il primo provvedimento, la chiusura però del corso di corso Umberto per dare respiro evidentemente a quella che è veramente la meta preferita da tutti per la Sicilia dal punto di vista del turismo. Adesso andiamo a Palermo perché come abbiamo detto ieri... Che brutta foto! Allora, ieri abbiamo parlato a lungo di questo del Consiglio Comunale, abbiamo parlato anche ieri mattina. Il Comune promette la piazza allo Zen, riunione del Consiglio Comunale alla Scuola Falcone, entro l'anno la gara per la riqualificazione e la foto, come dicevi tu, la discarica a cielo aperto proprio nella piazza dello Zen. Sono, diciamo, delle cartoline che si trovano un po' ovunque nella nostra Sicilia. Poi ancora la cronaca, sono due storie, Dauda e Saumaia, i destini allo specchio degli eroi dei diritti. Sono passati 11 mesi alla scomparsa di Dauda, 5 anni dalla morte invece di Saumaia, vittime di lavoro povero in terre di mafia e omertà, due casi che vengono di nuovo riportati stamattina sulla cronaca dell'edizione di Palermo di Repubblica. Poi Trapani, l'epicentro del sisma che scuote destra e sinistra, si non riferisce... è un sisma autentico, ma amministrativo. Sismo politico, attenzione. Infatti, e poi parla tranquilla il neosindaco, dice io attaccato da tutti perché privilegio il territorio. Questa è una buona notizia invece per chi oggi ha la possibilità di godere di quelle che sono le bellezze del nostro patrimonio artistico, musei gratis nella festa della Repubblica, la grande bellezza, scrive per l'appunto il quotidiano Repubblica in edizione di Palermo. A proposito dalla città di Palermo, più volte noi abbiamo parlato di come ci siano intrecci fra Cosa Nostra con imprenditori e parla il prefetto Cucinotta, affari dei clan fra sanità, parcheggi e rifiuti, così possiamo fermarli. 36 interdittive dall'inizio del 2023 hanno colpito ditte che operano in alcuni settori strategici per la nostra economia. I boss provano a riprendersi i beni confiscati dalla magistratura, 83 immobili sono stati liberati attraverso sgomberi. Questo... Sì, avevamo parlato più volte delle infiltrazioni nella sanità attraverso le ambulanze. Insomma la gestione delle ambulanze. E poi di nuovo nelle pagine interne con il Consiglio Comunale che è andato in trasferta allo Zen, entro l'anno ribadisce ancora l'amministrazione, la gara per la nuova piazza, la riunione straordinaria nell'Istituto Falcone al centro dello scandalo dalla preside arrestata, chiesta la rete wireless e anche la videosorveglianza che possa servire come deterrente per dare diciamo, una maggiore sicurezza a chi vive in questi quartieri. Poi andiamo a vedere anche il Giornale di Sicilia che ha un titolo prettamente politico perché c'è la partita a due per il rimpasto, le fibrillazioni politiche alla regione siciliana che dopo il voto ripartirà da una manovra bis per i soldi ai forestali e anche ai comuni. Schifani rinvia ogni decisione alla sua giunta dopo il ballottaggio che si terranno nella prossima settimana, cioè tra l'11 e il 12, la DC di Cuffaro e il Movimento per l'Autonomia di Lombardo si defilano, non serve cambiare e così la disfida è tutta fra Lega e Fratelli d'Italia. Poi per le ex province c'è una proroga di un anno per i commissari perché il disegno di legge che è stato approvato in giunta mantiene i liberi consorzi fino a settembre del 2024 in attesa della riforma e quindi per ripristinare le province. E ancora il Consiglio Comunale, abbiamo parlato prima, alla Scuola Falcone, qui per aiutarvi, lunga serie di richieste per le necessità dell'istituto e poi Tamaio già
inviati i primi fondi, il preside di fatto a fare di tutto per riconquistare la fiducia. L'AMAP, ne abbiamo parlato, martedì ci saranno gli stipendi, una buona notizia per i dipendenti, anche qui come vedi shock per altre 2 donne uccise, riferimento a quanto accaduto a Milano e a Roma. Questa è la prima pagina del Giornale di Sicilia, che sottolinea come è stato inaugurato il volo Palermo-Roma di Aero Italia. C'è il plauso di Schifani, abbiamo sentito proprio le parole del governatore qualche minuto fa. Siamo adesso alla Gazzetta del Sud. C'è un'apertura che è dedicata alla città di Messina, che ha una buona notizia perché la Tari non sarà aumentata. L'Aula finalmente ha votato, posticipate di un mese le prime 2 rate, quindi c'è un po' di respiro, si paga ad agosto e novembre. Per i messinesi c'è una buona notizia, diciamo, non ci saranno nuove tasse, nuovi balzelli da pagare. Il Consiglio Comunale, dopo una serie di sedute roventi, ha approvato il tributo sui rifiuti. Poi è cominciata, ecco, comincia l'estate, siamo al 2 giugno, al via la pulizia di tutte le spiagge del Messinese, sono state raddoppiate le docce, moltiplicati i contenitori per accogliere rifiuti, scatta l'operazione pulizia dei litorali alla vigilia della nuova stagione estiva, secondo i programmi del Comune, d'intesa anche con AMAM, Messina Servizi, insomma si farà di tutto per rendere più accoglienti le spiagge del Messinese. Anche noi parleremo di turismo a Catania, a Noto, parleremo con il presidente degli albergatori per vedere un po' qual è la situazione anche alla vigilia di questo ponte. Esattamente, e poi anche qui c'è richiamo a quanto accaduto, l'infinita strage delle donne uccise Giulia e Paola. Nel milanese il fidanzato di 29 anni ha ucciso la 29enne incinta e ha confessato, ha fatto ritrovare il cadavere, l'ho accoltellata, volevo bruciarla. Bisognerà capire poi qual è effettivamente il movente di questo delitto. Poi una notizia che riguarda invece la cronaca giudiziaria, droga giostra, quindi siamo sempre a Messina, 23 condanne in appello, i riti abbreviati del maxi processo Marketplace. Queste le notizie sulla prima pagina della Gazzetta del Sud. Immagino abbiamo ancora un paio di minuti prima di andare in pausa, no? Certo. Il rimpasto l'abbiamo visto sui altri giornali, le mosse dopo i ballottaggi, fondi sviluppo e coesione. Schifani a Roma ha incontrato il ministro Raffaele Fitto, si profila un accordo per valorizzare le risorse che non sono state ancora impegnate. Sempre comunque nervi tesi fra Lega e Fratelli d'Italia, ma il braccio di ferro, almeno per ora, non avrà conseguenze sul governo regionale. Insomma, speriamo si possa trovare un punto di incontro, un punto di equilibrio. E siamo praticamente in chiusura in questo segmento di rassegna stampa. Un appuntino su quello che è anche lo sport, il calcio, visto che di fatto entriamo in un momento in cui si devono costruire le squadre del futuro. Parliamo di Catania perché il Catania conferma Vitale e Chiarella, sono le domande che si pongono e c'è una possibilità. A giorni il tecnico Ferraro tornerà in sede e sarà discusso ogni particolare per definire il suo futuro. Insomma, resterà, non resterà, staremo a vedere quello che succederà in casa Catania. Perfetto, e adesso una breve pausa e fra pochissimo i quotidiani nazionali, sempre con il nostro Angelo Gagliano. State con noi, buongiorno Sicilia. Festa della Repubblica, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Vediamo poi i quotidiani nazionali. Allora, cominciamo con i quotidiani nazionali per questa giornata del 2 di giugno, visto che hai parlato proprio della Festa della Repubblica. Bella, cominciamo proprio con Mattarella che difende la carta e la destra comunque è al debutto per quanto riguarda la Festa della Repubblica. Meloni blinda
brinda alla Repubblica con il Presidente che ricorda: sono nato dalla liberazione, lo show del nuovo potere, la processione davanti ai nuovi vertici RAI. Questo è quello che ci racconta questa mattina Repubblica, e poi ci dice cosa succederà, perché alle 9 ci sarà l'arrivo all'altare della patria, la rassegna comincerà alle 10, alle 15 l'apertura al pubblico dei giardini del Quirinale. Questi sono, diciamo, gli appuntamenti istituzionali della giornata. Poi sono alcuni numeri di quello che sarà la sfilata: 5.400 schierati tra donne, uomini, militari e civili. La giornata del 2 giugno per cominciare la nostra rassegna stampa, che però poi si occupa di fatti estremamente gravi, perché su la Repubblica, proprio vedete, si parla di femminicidi nella prima con "doveva sparire", sono le parole del fidanzato, "così è morta Giulia", la confessione shock del fidanzato killer, che dice anche che ha cercato di bruciare il corpo della compagna incinta e lo ha tenuto nascosto 3 giorni nel box dell'auto. Questo è sono quello, particolari di una crudeltà, è quello che scrive Repubblica, che poi nelle pagine interne descrive anche quelle che sono le tappe delle coltellate ai tentativi di farla sparire. Prima c'è l'incontro, poi il femminicidio, poi il fuoco. Dice: ho ucciso Giulia, adesso sono libero. Uno che dice "adesso sono libero", insomma, ha dei problemi, diciamo, psichici, no? Sembra sì. Almeno. Dovrebbe essere così, nella sua testa evidentemente sarà scattato qualcosa. No, perché lì quello che non è chiaro ancora è il movente. Se una persona è fuori di testa, insomma, poi il movente se lo trova dentro la sua testa. Però insomma, sembrerebbe questo. Poi leggiamo anche il Corriere della Sera, scrive ancora il Corriere in prima pagina: confessa il killer di Giulia, il racconto shock, anche qui volevo bruciarla, e poi la poliziotta uccisa da un collega a Roma. Un altro caso, la ragazza, ci riferiamo al delitto a Milano, era al 7° mese di gravidanza, aveva scoperto il tradimento del barman, e quindi qualcuno pensa che potrebbe essere anche questo un movente, insomma, la lite che c'è stata, che ci sarebbe stata tra i due. Ma nelle pagine interne ci sono altri particolari. Il racconto, ad esempio, dell'altra ragazza: ho visto nel suo zaino quei guanti di lattice, ho temuto che volesse fare del male anche a me. Questo è il racconto. Infatti proprio, il PM conferma, poteva colpire. colpire ancora, quindi insomma ci sono particolari, sono chiaramente l'indagine è stata lampo, velocissima, però evidentemente gli elementi sono stati tutti appurati. L'altro caso, così li mettiamo stamattina in evidenza: la poliziotta assassinata da un collega, lo aveva lasciato da pochi giorni, a Roma un'esecuzione premeditata con la pistola di servizio, l'agente si è poi tolto. Queste sono tragedie, ma in questo caso il movente purtroppo tragico, drammatico, inammissibile, però è più chiaro, perché lui l'ha uccisa perché l'aveva lasciato. Diciamo così, la storia era finita. E siamo sempre sulle prime pagine. Qui c'è la foto notizia per tornare al femminicidio di Milano. Giulia, un orrore premeditato. Questo è quello che scrive il Quotidiano di Torino, che poi nelle pagine interne, vedi, dà degli approfondimenti. L'ultima bugia: si feriva da sola. Certo. Poi il fidanzato di Giulia crolla, l'ho uccisa e le ho dato fuoco. Insomma, queste sono le notizie che... L'omicidio comunque è considerato premeditato, sì, non un omicidio di impeto, ma premeditato. Assolutamente. Il corpo è stato ritrovato a 500 metri da casa, quindi vicinissimo a dove è avvenuto il delitto. Anche qui leggiamo di Pierpaola, che è la poliziotta assassinata dal collega, che non accettava la fine della relazione. E quindi quest'altra bruttissima pagina, ancora femminicidi, 45 le vittime dall'inizio dell'anno, il dato che viene fuori dalla stampa. Queste le prime, diciamo, gli approfondimenti dalla prima pagina di Corriere, Repubblica
e anche dalla stampa. Adesso andiamo a vedere anche le altre notizie di oggi sui quotidiani. Avvenire, apertura con pace e armi che dividono, Mattarella con l'Ucraina per una soluzione giusta, l'Europarlamento approva l'utilizzo del PNRR per le munizioni, sì del centrodestra, il PD si spacca, no del Movimento 5 Stelle e sinistra, e fa discutere il via libera all'export verso l'Arabia Saudita. Queste le notizie di Avvenire in prima. Poi Cutro, 6 indagati per i soccorsi tardivi, nave ferma e tracce audio sparite. Sarebbe interessante vedere chi sono le persone, che ruolo hanno questi 6 indagati o meno o più, insomma poco fa erano 2 indagati, quanti erano? Ora sono diventati 6. Sono 6, ci sono diverse, diciamo, ognuno omissis su 3 nomi, la ecco. Procura di Crotone avvia comunque delle perquisizioni. Anche qui Giulia e Tiago, il male lo strazio, Tiago il bimbo che portava in grembo. Davvero, Povera. è davvero una bruttissima storia. Calano i disoccupati, ora sono le donne a trainare la ripresa, l'abbiamo visto prima anche sul quotidiano La Sicilia. Il Sole 24 Ore, si parla anche qui di occupazione, lavoro, occupati oltre 23 milioni, più donne e più contratti stabili. I dati sono dell'Istat ad aprile, quinto aumento consecutivo, 74.000 rapporti full time in più, e il tasso di disoccupazione è al 7,8%, 52.000 donne in più, 4.000 uomini in meno. Questa è la fotografia del lavoro in Italia. L'inflazione nell'area euro cala dal 7 al 6,1% a maggio, più giù l'energia e anche gli alimentari. Forse, probabilmente, si avvia quel processo per cui... Speriamo che cali ancora, però. Ancora, diciamo, c'è molta strada... Ci sembra alta però a naso, anche se è scesa. Attenzione poi anche qui, il tema dell'occupazione oggi è visto da più parti e da più punti di vista. Però attenzione, tolto il reddito del Movimento 5 Stelle, torna il lavoro per raccontare che in un anno 390.000 ci sono stati 390.000 posti in più, ridurre i sussidi e il cuneo fiscale funziona, crescono i contratti stabili. Questo scrive il giornale. Il barman bugiardo che confessa senza lacrime la storia di Giulia, che è stata assassinata dal fidanzato. Questo il quotidiano Il Giornale. Poi andiamo sul Fatto Quotidiano, vediamo un po' il campo largo del PNRR armato. Ammucchiata bellicista, scrive ancora, destra e PD con dissensi votano sì in Europa. Il no è arrivato dal Movimento 5 Stelle e dalle sinistre. Armi, ora Crosetto vuole una corsia preferenziale, vedi la foto. In effetti il fatto mette in evidenza che il PD si è diviso per la prima volta, non era mai successo finora che parlamentari del PD fossero contrari all'aumento degli armamenti all'Ucraina. E poi c'è il Libero, perché dice il PD esplode sulle armi, per ricordare il giorno delle Eurosberle. Il Parlamento di Bruxelles si dura la mozione Dem per limitare gli aiuti a Kiev. Tra i deputati della Schlein 10 votano contro la linea della segretaria. Elli è pronta per la pensione. L'ha pensionata, c'è Libero. neanche il tempo, insomma. Libero l'ha pensionata. E poi ancora la Meloni dal lavoro a 52.000 donne senza quote rosa. Sottolinea ancora Libero. L'ha uccisa per liberarsi. Ecco, questo incredibile confessione, vedi? Del killer. E qui la motivazione è cioè, evidentemente si poteva, non aveva soluzione, cioè non si poteva rompere questo rapporto senza questo delitto, ma perché poi succedono certe cose. Nella mente dell'assassino, chissà chi ci può arrivare. Esattamente, attenzione al manifesto, cosa scrive? Riarmo e resilienza, scrive il manifesto. L'Europarlamento vota a larga maggioranza l'utilizzo dei fondi del PNRR per produrre armi. La Schlein tenta di smarcarsi, il PD si spacca e chiede al governo di non utilizzarli. Questa è la sintesi di quanto avvenuto nella giornata di ieri a Bruxelles. Ci sono altre notizie sempre sui quotidiani. Andiamo a vedere anche un minutino veloce. Il Messaggero. Kiev-Kosovo, serve più Unione Europea. Mattarella celebra la Repubblica al Quirinale, ricorda l'Ucraina, scrive il Messaggero, che poi anche qui
a Fotonotizia con Tradimento e Morte, la fine di Pierpaolo e Giulia, povere messe insieme. No, mi dicono dalla regia che hai ancora un po' più di tempo. E allora Prego. possiamo ancora leggere qualcosina diciamo dai quotidiani. La Verità si torna su quanto accaduto in Emilia-Romagna, disastri in Romagna, non c'entra nulla il cambiamento climatico, crolla la panzana degli scienziati unanimi. La ricerca di vari centri specializzati smonta il dogma delle cause dell'alluvione. Le piogge forti sono diminuite e gli allagamenti non sono dovuti a fattori ambientali. Sepolta la retorica da von der Leyen, Parisi, Verdi e Basta. Ma sai che io questa cosa la voglio chiedere questa mattina al colonnello Giuliacci. Avremo ospite il colonnello Giuliacci, facciamo fare il meteo, sarà così cortese per il meteo di questi 3 giorni di weekend e di ponte, però voglio chiedere la sua opinione su questa cosa qua, e poi, che divide gli italiani, divide moltissimo. Sì. E poi parliamo di energia. La transizione elettrica in tutto costerà 20.000 miliardi. Tra i vari costi del Green Deal non vengono mai menzionati le spese per rinnovare la rete elettrica, 20.000 miliardi, e queste vanno aggiunte poi quelle per microchip, telecontrollo e diciamo misure. Insomma, diciamo che non sarà indolore il passaggio verso il green. Se abbiamo il tempo, hai tempo, vediamo anche la prima pagina del Tempo, neanche farla apposta, perché il titolo è Schlein Kamikaze, il PD spaccato a Bruxelles. Ecco, questa però è una notizia obiettiva. Sì, cioè, partito diviso PD, anche sì, sull'aumento della produzione di armi da fornire a Kiev, 8 sì, un no, 6 astenuti, Azione Italia Viva sono in confusione totale, ecco. All'Unione Europea scontro a sinistra pure sul termine democratici, molti vorrebbero addirittura cancellarlo. Ma non c'è Osho oggi? Certo che c'è, eccolo qui, Di Maio il contrario. primo giorno nel Golfo pubblica tweet in arabo e persiano. Allora vediamo, traduttore italiano, abolirò la povertà, il suo famoso slogan di alcuni anni fa. Questo è Osho che ha colpito ancora, questa volta il povero Di Maio. Va bene, allora facciamo una breve pausa, vediamo il meteo innanzitutto, quello nostro, poi dopo ci faremo confortare dal colonnello Giuliacci. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo dinamico sulla nostra penisola. Qualche isolato fenomeno infatti interesserà principalmente l'arco alpino e la dorsale appenninica, specie verso sera. Un po' di variabilità anche sulla Sicilia, un avvio della giornata in prevalenza soleggiata, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo la possibile formazione di qualche isolato temporale e specie sui settori interni. Temperature massime senza particolari variazioni con clima mite, valori infatti che potranno anche raggiungere i 26-27 gradi. Nel corso della giornata di sabato tempo in prevalenza soleggiato, solo un po' di variabilità specie sui settori settentrionali della regione, ma senza particolari conseguenze, al più solo qualche debole ed occasionale piovasco. Le temperature si manterranno pressoché stazionarie, un ulteriore lieve rialzo di qualche grado, con valori massimi infatti che potranno anche raggiungere i 26-27 gradi. Ulteriori dettagli ed approfondimenti vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo. Bene, noi rientriamo in studio alle 8 esatte e siamo felici di dare il benvenuto al colonnello Mario Giuliacci. Buongiorno e benvenuto a Buongiorno Sicilia. Colonnello, come sta? La vedo in forma, eh? Non lo sentiamo. Peccato, non ha l'audio. Vediamo se... colonnello dovrebbe aprire il suo audio forse, cortesemente. Riesce ad aprirlo? No, perché sennò andiamo sulla rassegna stampa di nuovo. Vabbè, Giuliacci deve aprire l'audio. Hai qualche altro quotidiano da Sì, ci sono tanti altri sbirciare? quotidiani ancora da andare a vedere, ad esempio La Nazione di Firenze, il dato torna sui femminicidi. Una donna uccisa ogni tre giorni. Questo è il dato che viene fuori. La giovane di Milano, incinta di 7 mesi, accoltellata in casa, la poliziotta di Roma freddata da un collega, ultime vittime di una strage infinita. Sì. La ministra Roccella ora dice un pacchetto di norme antiviolenza. Questo è interessante, chissà che cosa vedremo prevede. che cosa ci cosa prepareranno e porteranno. Sì, Crepè dice emergenza anche tra i giovani educati alla aggressività. Importante questa sul tema dei osservazione. giovani, a proposito, sul Corriere della Sera di questa mattina c'è una riflessione proprio su questa vicenda, perché
E fa pensare. Guardate quanti giornali c'ha Angelo Gagliano, tantissimi. Cioè si barcamena fra migliaia di quotidiani. Guarda, a proposito, allora, il Corriere scrive una cosa che deve fare riflettere un po' leggiamo. tutti noi. Manca la condanna sociale, anche tra i giovani c'è l'idea del predominio Mamma maschile. mia. A parlare il magistrato Roia, si tende ancora a volere trovare un attenuante. Cioè Quindi, come se fosse un essere inferiore, diciamo questa è la verità. Diciamo, c'è questo concetto del predominio. Siamo tornati indietro di 50 anni. Forse anche di più probabilmente. Quindi, insomma, questo è quello che scrive il Corriere, una riflessione piuttosto profonda, diciamo, da questo punto di vista. Non so se abbiamo altri, possiamo andare avanti. Fra poco li vedremo. Intanto noi vi diamo qualche suggerimento per questo weekend. Speriamo che il tempo regga, poi avremo la conferma del colonnello Giuliacci. Abbiamo visto il nostro meteo, ha detto oggi bellissimo, domani variabile, quindi diciamo ci siamo grosso modo. Suggerimenti per il ponte del 2 giugno. Prego. Buon weekend! Dei suggerimenti per chi in questo fine settimana ha voglia di uscire e gustarsi un po' della nostra Sicilia. In occasione della Festa della Repubblica, oggi in tutta la Sicilia ci sono musei aperti e gratuiti. Approfittatene per godervi il nostro patrimonio. A Catania, dal 1 al 4 giugno, torna alle ciminiere Etna Comics. Da 13 anni l'appuntamento per tutti gli appassionati di fumetti, cinema d'animazione, serie TV, gioco e videogioco, ma anche musica, spettacoli, concerti. Al Teatrino Zig Zag dal 3 al 18 giugno c'è Arlecchino lo Svitato, uno spettacolo di burattini in cui brutti scherzi ed equivoci, Colombina, Pulcinella e Pantalone ci faranno tornare tutti più piccini. A Palermo invece dal 2 al 4 giugno c'è il Nomad Music Festival, un appuntamento per chi ama ballare e la scoperta di nuove sonorità. Al porto o in centro, sorseggiando un aperitivo, a Palermo questo weekend si balla. In provincia di Palermo, a Castelbuono, fino al 4 giugno sboccia l'Infiorata, un ricco programma di appuntamenti artistici, culturali e musicali a cui parteciperanno maestri infioratori ed alunni delle scuole. A San Vito Lo Capo dal 3 all'11 giugno c'è il Festival degli Aquiloni. Avete tutta una settimana per stare col naso all'insù ed ammirare i colori, il fascino e la fantasia di chi crea quello che è il primo oggetto volante creato dall'uomo. A Montalbano e Licona, in provincia di Messina, dal 2 al 4 giugno ci saranno Antichi Sapori, dal seme alla tavola. Un'occasione per assaporare cibi tipici e street food, acquistare prodotti locali e visitare l'antico maniero medievale. A Caltanissetta, il 4 giugno, per chi ama le atmosfere musicali dei film fantasy, romantici e d'avventura, c'è il concerto Galactics, colonne sonore. La giovane orchestra sicula, per festeggiare i suoi 10 anni di attività, vi aspetta al Teatro Regina Margherita. Ad Agrigento, il 2 ed il 4 giugno, la Valle dei Templi non ha più segreti. Venerdì e domenica, oltre alla classica visita, si può approfittare e seguire archeologi e speleologi in un itinerario insolito tra sotterranei e templi. A Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, fino al 6 giugno ci sarà il Festival Internazionale dei Giovani, la più importante rassegna di teatro dedicata alle future generazioni. Domenica 4 sarà in scena la tragedia Mai no Mai, con il coinvolgimento dei pazienti della CTA Villa Chiara. Buon weekend a tutti! Mamma mia, c'è l'imbarazzo della scelta, quante opportunità avete e quanti turisti stanno per arrivare dalle nostre parti. Pensate che ancora una volta gli italiani hanno confermato di preferire l'Italia
anche per ragioni economiche naturalmente, per passare questo ponte. Saranno 15 milioni in giro per la penisola, la maggior parte preferirà il mare, oltre il 40%, poi le città d'arte e poi infine la montagna. Attenzione, un particolare che dobbiamo tenere d'occhio: domenica c'è lo sciopero dei lavoratori a terra degli aeroporti, compreso l'aeroporto di Catania e gli altri aeroporti. A Catania sono circa 900 dipendenti che hanno questioni sindacali interne loro, quindi giustamente hanno proclamato lo sciopero. Noi dobbiamo stare attenti, questo riguarda la giornata di domenica. Lavoratori a terra dell'aeroporto, in particolare di Catania, vedremo se ci saranno delle ripercussioni. Ma a parte questo, adesso vogliamo vedere come va un po', cosa si preannuncia per questo ponte e come sta già andando il turismo nella nostra regione. Per cui presento i nostri ospiti: Ornella Laneri, che è un'albergatrice a Catania. Che bello, sta all'aperto, un posto magnifico. Buongiorno e benvenuta. Dov'è di bello? Poi sta parlando con me? Sì, Ornella, se ci sente sto parlando con lei. Buongiorno e benvenuta. Andiamo avanti, c'è Anna Giunta dell'Associazione Albergatori di Noto, la possiamo vedere, e poi ancora ci sarà tra poco Gerardo Schuller, presidente degli albergatori di Taormina. Allora, signora Ornella, lei ci sente? È Anna Giunta. È Anna Giunta. È la signora Giunta? Sì. Signora Giunta, buongiorno. Buongiorno. Qua Sì, succede un giorno sì e l'altro pure, che il cambio delle identità. Pirandello per noi è, come dire, di casa, per cui ci permettiamo e chiediamo scusa. Mentre invece la signora Ornella è qui in studio, Ornella Laneri. Ornella Laneri è albergatrice a Catania, la signora Anna Giunta è a Noto invece. Signora Giunta, mi sente? La sento benissimo, buongiorno. Buongiorno, lei è in un posto magnifico, c'è un cielo azzurro meraviglioso, la invidiamo tantissimo. Ci racconti un po' com'è la situazione turismo e i dintorni a Noto? Allora, sono in un posto meraviglioso, sono a Villa Giulia e la situazione, devo dire, finalmente è uscito il sole, è arrivata l'estate, questo fine settimana che lavoreremo veramente bene. Ecco. E speriamo che continui il tempo così l'estate, perché un po' queste temperature ci hanno un po' penalizzato. Sì, è vero, abbiamo detto che l'estate si fa attendere, Che tipo di turismo c'è a Noto in questo periodo? Allora, ci sono moltissimi turisti, moltissimi stranieri, ma anche tantissimi italiani, come diceva prima lei, dottore Cucuzza. Infatti abbiamo molti ospiti italiani che fanno anche dei soggiorni anche lunghi, perché approfittano anche della settimana. Quindi per noi è molto importante questo. Mi sono messa qui per farvi prendere un po' di invidia, che finalmente c'è riuscita in pieno, perché ho visto un signore alle sue spalle già in costume da bagno, beato lui, sì, pronto per il primo tuffo, quindi come dire, poi però farà il giro per il barocco di Noto, insomma, non si limiterà. Sì, il barocco di Noto, qua ci sono la riserva di Vendicari che è meravigliosa, Vendicari che è stupenda. Devo dire che non hanno tempo ai Caraibi, anche alla spiaggia di Lorenzo, tutte le spiagge nei dintorni sono una più bella dell'altra, è l'imbarazzo della scelta. Bene, benissimo, ci può aspettare un attimo, è lì bella al sole, speriamo di non farle venire l'insolazione, perché volevo presentare in studio invece Ornella Laneri, che è albergatrice a Catania. A Catania come vanno le cose? A Catania va come va in tutta la Sicilia, molto molto bene. Era un ponte d'oro, perché il ponte del 2 giugno per gli italiani, veramente con un 2 giugno di venerdì, è un ponte importante. Ho sentito prima fuori, mentre ero fuori, che lei diceva la grande incognita
incognita di questo sciopero che sta veramente creando difficoltà, perché si stanno spostando le persone senza che lo sappiano su voli il giorno prima, alle volte sul giorno dopo che è un lunedì e si lavora. Speriamo che questo non crei calo di domanda, perché le persone devono tornare a lavorare oppure prevedevano un ponte un po' più lungo. Sono le problematiche dell'essere isolani? Ci sta. Sì. Ci sta. Già. Speriamo che prima o poi questa soluzione la troviamo. Il turismo è turismo nazionale prevalente? Allora, in realtà noi abbiamo un turismo internazionale oramai da gennaio, quindi la costanza del turismo internazionale c'è. Abbiamo americani che tornano anche in territori non di altissima fascia, come può essere Catania. Catania è un territorio una destinazione un poco più normale. Ho visto turchi, perché sapete che c'è questo bellissimo collegamento con Istanbul, e quindi mentre il turco con la Turkish, ma non solo, e ho visto moltissimi italiani perché è un ponte italiano, per cui sì. Vanno sull'Etna, preferiscono stare al mare, girare la città? Un po' tutto, cercavano il mare. Consideri che la mareggiata della scorsa settimana ha devastato, sicuramente ne avrete parlato, le coste di Aci Castello, noi inclusi che siamo in quella zona, e quindi la ricostruzione richiede dai 15 ai 21 giorni e la gente sentirà la mancanza sicuramente di piattaforme a mare e dove andare. Quindi anche questo è stato un rallentamento, oltre ad un costo importante non sempre assorbito dalle assicurazioni. Questo va detto. Ancora da i danni noi li abbiamo mostrati in diretta il giorno dopo. Noi abbiamo perso, faccio un esempio su di me, totalmente la piattaforma. Non succedeva, non è mai successo, l'albergo fa quasi 40 anni adesso la mia struttura, non è mai successo dall'apertura, è successo a ottobre, è successo a fine stagione, ma dobbiamo fare i conti, siamo quasi vergognati a lamentarci davanti a quello che è successo in Emilia Romagna, e quindi abbiamo volato basso, così deve essere. VIP ce ne sono, abbiamo sentito Armani. VIP ce ne sono molti. Catania non è una destinazione da VIP, paradossalmente abbiamo avuto i VIP con Etna Comics noi. Sì, perché io ieri sono andata a ringraziare, a salutare Milo Manara con la moglie che dormivano da noi. Per me è un super VIP, perché ecco, ma come lui tanti anche altri fumettisti meno noti a noi che non siamo più ragazzi da mo', però assolutamente super VIP. Devo dire che questo evento di Etna Comics, al di là della confusione, al di là di tutto, oramai sta raggiungendo dei livelli internazionali. Ci fa immenso piacere sapere anche queste cose, che come dire sembrano un po' laterali, ma non lo sono, non lo è più. In realtà non lo sono. Vediamo se riesco a intercettare Gerardo Schuller, che è il presidente degli albergatori di Taormina, che è in collegamento? No, non c'è ancora. Torniamo allora con Anna Giunta a Noto. C'è ancora o sei già tuffata in piscina? No, sono qua. Allora, italiani, stranieri, VIP, che tipo di presenze nota in modo particolare? Allora, guardi, ci sono moltissimi anche olandesi, perché comunque è collegata bene con Catania, e poi molti tedeschi, perché comunque gli piace moltissimo la nostra Sicilia, e anche inglesi, abbiamo anche inglesi e anche siciliani, che questo veramente mi fa molto piacere, di avere anche molti italiani che fanno anche soggiorni lunghi, come gli stranieri. Beh, certo. Non ci possiamo lamentare. Come ha detto, scusi? Non ci si può lamentare. Non ci possiamo lamentare. Vabbè, no, per carità. Allora, abbiamo risentito del caro Bolli, noi è mesi che ne parliamo. Ne abbiamo anche l'altra volta. Ha debuttato Aero Italia. Ho visto mentre parlava. No, allora, ne risentiamo paradossalmente più per i nostri figli. Devo dire la verità, più per chi deve rientrare dal lavoro, dallo studio, eccetera. Perché? Perché ne parlavamo l'altra volta, ci sono moltissimi voli low cost. Oggi la domanda verte sicuramente sulla destinazione, ma molto su quello che si trova. Cioè, io entro in internet e dico che cosa c'è in questo momento a questo prezzo per un viaggio di 3 giorni. Trovo Catania, vado a Catania. Quindi in realtà il fatto che l'aeroporto dia un'offerta molto ampia di voli, non esclusivamente di ITA piuttosto che compagnie aeree che lavorano esclusivamente per noi catanesi a livello nazionale, è sicuramente un punto di forza. Quindi ne risentiamo, ma ne risentiamo molto più noi del turista, perché il turista che trova il biglietto a 400 euro cambia data.
cerca ecco. una data che gli permetta, perché se no non saremmo pieni. Da quel punto di vista, questo non vuol dire che non sia un problema, perché è un problema assolutamente enorme. Adesso, per esempio, domenica, per provare a cambiare volo, io ho una figlia che è tornata per 3 giorni e le hanno spostato il volo su sabato. E per provare a trovare un volo era 450 euro la domenica dopo le ore 18. Immaginatemi un turista. Dove va la figlia? A Milano. 450? Sì, per riuscire per fare un biglietto nuovo perdendo il precedente, perché la compagnia, che non dico, le aveva detto ti sposto su sabato. Tu dici ma io vengo per stare 2 giorni, quindi sicuramente questo è un problema. Ma io sentivo un attimo di quali nazionalità parlava la signora. Questo dimostra... Anna, certo, come no. Ma la cosa bella è che la Sicilia è appetibile per ogni nazionalità, perché ogni nazionalità ricerca cose diverse. L'inglese cerca molto di più la zona di Noto, da noi per esempio sono moltissimi francesi, perché l'Etna è assolutamente desiderata e amata da inglesi, da francesi, da tedeschi. La zona del Taorminese va molto più con un turismo di lusso. Cosa vuol dire questo? Che veramente la Sicilia... Madonna d'amore, vabbè, ma Taormina è piena per i prossimi... Il sindaco non avrà niente da fare, così da quel punto di vista. Per cui devo dire che assolutamente la Sicilia ha un potenziale. Io ho molta paura delle bolle. Cosa sono le bolle? Le bolle vuol dire va benissimo, siamo contenti, non si lamenta nessuno, stiamo riempendo, stiamo lavorando bene, e poi cade, e poi finisce, perché magari non andiamo a vedere il grande, perché ci fermiamo al nostro dettaglio, al nostro piccolo. L'orticello è sempre un pericolo. E allora dico guardiamo grande. Ma lei è una filosofa. Non sono una filosofa, sono tanti anni che faccio questo mestiere, tanti anni che vedo salire, e poi però quando l'offerta generale magari non è ottima, parlavate l'altra volta di spazzatura, parlavamo di... Dobbiamo ricordare che un'offerta di territorio non è fatta solamente da buoni alberghi o dal sole, la luna e le stelle, perché quando non c'è il sole, a me è capitato di clienti che sono andati via, erano venuti e dice scusate ma noi siamo venuti a maggio, volevamo prendere un po' di sole eccetera, ce ne andiamo. Quindi attenzione che la Sicilia deve smettere di essere la terra del sole. Prima di tornare a Noto le chiedo solo questo, ancora non abbiamo i dati naturalmente statistici, ma possiamo dire che siamo già in una fase post-Covid, cioè stiamo recuperando il Covid? Siamo in una fase post-Covid già da 8 mesi almeno. Noi, ma non solo noi, oggi camminiamo a numeri superiori agli anni 80, che erano anni eccezionali. Eccezionali, camminando con diciamo incrementi rispetto a budget, e avevamo fatto sicuramente dei budget non altissimi che superano il 10 e il 15%, e anche lì mi permetto di dire stiamo attenti a fare i prezzi. Sì, ecco. Quindi è fantastico quello che sentiamo, ci fa enorme piacere. Volevo un commento. Si è fatto già il bagno il turista a Noto, già uscito dalla piscina. È uscito? È uscito dalle spalle. Il bagnetto veloce si è fatto. Beato lui. Signora Giunta, ha sentito un po' la sua collega, che commento sente di fare? Sì, allora io do ragione a Ornella. Perché è vero, perché guardare il proprio orticello non va bene, perché dobbiamo vedere anche tutto il resto, perché se no possiamo anche andare incontro a quello che dice appunto la dottoressa Laneri, e perciò dobbiamo anche tutti quanti per la Sicilia cercare di migliorarla, perché è molto importante, perché il turista purtroppo quando c'è il sole va tutto bene, ma quando non c'è il sole inizia a vedere tutte le pecche della nostra Sicilia, e questo mi dispiace moltissimo, come a tutto il resto appunto di noi siciliani, perché inizia a vedere la spazzatura che in effetti lo potremmo risolvere, perché è veramente triste vedere cumuli, tipo ci sono alcune zone che sono delle piccole discariche. Questo non va bene, anche perché poi gli stranieri vengono da dei paesi che sono molto ma molto rifiuti, e quindi dobbiamo cercare di sistemare tutto il contorno, perché sennò potremmo andare incontro a quello che dice appunto la dottoressa Laneri. Mi auguro che riusciremo, cioè l'unione fa la forza, cerchiamo di non guardare solo perché è molto importante. Ma sono prevalentemente comitive organizzate, sono famiglie, sono gruppi singoli sciolti, com'è il... Allora c'è di tutto, sono anche gruppi di amici, perché poi in questo periodo a Siracusa ci sono le tragedie. Come no, perché certo. sono anche gruppetti di amici,
che magari si incontrano da varie città italiane, e sono molti individuali e anche qualche piccolo gruppetto anche di stranieri. Bene, ma quando lo vediamo a Catania ai trenini, ce ne sono un sacco pieni di turisti, quelli che... Funzionano, devo Sì. dire funzionano, perché io vado spesso in centro, per me Catania è una città meravigliosa e quindi intanto vado a girarla, e specialmente partendo da Piazza Duomo io ne vedo moltissimi. Anch'io ne vedo ma ne tantissimi. vedo anche i pullman che vanno ad Acica. La gente ha voglia di conoscere il territorio in una maniera diversa adesso, cercano sempre di più di immergersi e devo dire la verità che io quando vado fuori il primo giro lo faccio, se c'è il bus turistico, dico, sul bus dei miei figli mi dicono che sono matta, perché hai una visione della città e poi scegli, perché fai questo tour e poi scegli. Io lo raccomando sempre a tutti. Purtroppo alle volte capita che mentre fai il giro vedi anche altro, e devo dire come cosa. Quindi però quello che dicevamo con Anna, sì, dobbiamo anche migliorare l'offerta culturale, dobbiamo anche lavorare sul spostamento, non la vogliamo chiamare destagionalizzazione, perché adesso siamo tutti contenti. Poi sì, chi fa i congressi continua ad essere contento anche fuori stagione, però gli alberghi rischiano la chiusura, si lavora al 30%, noi oggi lavoriamo tutti tra il 92 e il 98% di occupazione, che vuol dire non respirare. Caspita. E altra cosa, mi permetto di dire, visto che approfitto di questa platea per dirlo, lavoriamo sulla formazione. Ecco. Lavoriamo sulla formazione, perché non basta Parliamone, oggi... perché questo pure l'ultimo, diciamo, nota tutto positivo, però questo ci fa piacere che lei l'abbia toccato. E perché lì com'è? Le scuole alberghiere Il problema non sono le scuole alberghiere, il problema è anche l'appetibilità dell'offerta. A me capita spesso di andare nell'università. L'altro giorno ero a parlare ad un convegno solo sul turismo, con 150 ragazzi, di cui alcuni venivano dall'alberghiera, alcuni facevano economia, e hanno chiesto ad alzata di mano 150 ragazzi: quanti di voi vorrebbero lavorare nel turismo? Secondo lei quanti hanno alzato la mano? Tutti. 0. E quando gli hanno chiesto: ti piace il mondo del turismo? 6. No. Noi stavamo parlando tutte persone molto competenti. Io, la mia domanda è stata: che ci faccio qua? Perché ci faccio io, perché comunque io ero a casa loro. Vabbè, ma come e si allora spiega forse questo? è perché spesso le proposte, ma non per colpa nostra, sono: ti faccio uno stage, poi te ne faccio un altro, poi vediamo, poi ti inserisco. E da un altro punto di vista c'è meno spirito di sacrificio. Ho capito, poco motivati. Molto poco motivati, forse noi non diamo la visione della crescita. sono attratti. Noi non diamo la visione della crescita, è cambiato completamente il rapporto tra il giovane e il mondo del lavoro. Oggi si tende molto meno a volersi sacrificare. È sbagliato? Non lo so. Ti parla una che è totalmente dipendente dal lavoro. Diciamo la gavetta, e quindi quella che sono una la volta era la persona gavetta, sbagliata. forse si vuole superare? Non lo so, però devo dirvi che dialogo, istituzioni, mondo della scuola e mondo del lavoro è sempre più necessario. E noi oggi siamo in grandissima difficoltà, o abbiamo fatto i bravi e durante l'inverno abbiamo costruito delle squadre, o chi non lo ha fatto perché lavorava in bassa stagione e quindi non poteva permetterselo, oggi ci si trova anche a rinunciare a dei lavori perché non si ha la forza lavoro. E allora da ottobre, da novembre cominciamo a parlarne seriamente. Sono pronta a ricominciare. Sul banco degli imputati la scuola di nuovo torniamo a mettere. Però anche le istituzioni, un po' anche noi prendiamoci le nostre responsabilità. Intanto con un sorriso ha fatto la doccia il suo turista, signora Ornella. Signora No, è andato a fare colazione, perché c'è un'ottima colazione. Vero perché ci sono stata, è vero perché ci sono stata. Conferma. Bene, allora buona giornata, buon weekend, grazie per essere stati con noi. Grazie anche a lei, signora Ornella. Grazie a voi. Ci avete dato un sacco di indirizzi, un sacco di informazioni e ci avete fatto capire quali sono anche i problemi. Breve pausa e poi torniamo. Buongiorno Sicilia, state con noi. Buongiorno Sicilia, 8:27, con noi una scrittrice, una giovane scrittrice, ma già con tanto bella roba che ha combinato, Erika Donzella, autrice di questo romanzo che io ho in mano e si intitola Come acqua comanda, edizioni Calos, ma non è il suo primo, ne ha già fatto un altro, vero?
Ho fatto un altro romanzo, ho scritto un altro romanzo pubblicato per Villaggio Maori nel 2019 che si chiama Buon compleanno Barbie, un primo esordio di una narrativa molto Ma bella. è giovanissima catanese d'adozione, nata a Scicli, ed è professoressa di due cose, docente all'Accademia dell'Editoria e direttrice della scuola di scrittura, come si chiama? Aleph. Di Catania. Mi posso iscrivere? Mi piacerebbe imparare a scrivere. Bellissimo. Perché è Come acqua comanda? È Come acqua comanda perché è un romanzo basato su una protagonista inusuale che è proprio l'acqua. È la storia in realtà di una famiglia siciliana sciclitana, io sono sciclitana d'origine, quindi catanese. Si dice sciclitana? Sciclitana, e quindi catanese d'adozione, ed è la storia di questa famiglia che nel 1999 si ritrova, come dire, protagonista in qualche modo del cambiamento dell'acqua. È un'acqua che fluisce da più punti di vista, prima è l'acqua di un torrente in piena, poi diventa l'acqua di un pozzo che questa famiglia deve trovare e verso il finale diciamo che il mare certo. assume un ruolo importante. L'acqua che accompagna l'evoluzione di questa famiglia, dove ci sono due protagonisti, c'è Pietra con il bastone, con una treccia bianca, e poi c'è la piccola Viola, che è detto Masculazzo. 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 Sì, sono due protagoniste che in realtà sono facce della stessa medaglia. Ecco. Viola è una bambina costretta a crescere molto in fretta per via dei problemi che ci sono in famiglia, mentre Pietra è una donna di 80 anni, quindi è la nonna di Viola, che deve gestire dei grandi dolori, dei grandi rimorsi. Quindi sono due protagoniste che chiaramente si allontanano sulla linea temporale, due generazioni diverse, ma che si ritrovano poi nella stessa circostanza a far fronte al Ci dolore. sono intrusioni di dialetto siciliano? C'è qualcosina, però è scritto interamente in italiano, è stata una scelta voluta. Ci sono dei detti chiaramente, ma più per far suonare, come dire, una tradizione, però è scritto in lingua italiana perché ho voluto far leggere a tutti e a tutte queste storie. Non ho detto tutto di naturalmente, quello che posso dire di Erika Donzella, perché lei nasce come poetessa. Sì. È vero? Sì. Ma ci racconti un po', allora, come scopre questa sua vocazione letteraria? Diciamo? La scopro da bambina, appunto anch'io come Viola ero una bambina, come dire, diversa se vogliamo, non giocavo tantissimo, avevo già questa passione per le lettere. E mi ricordo, scoperta a scuola? L'ho scoperto a scuola, l'ho scoperto anche grazie ai miei nonni, per cui c'erano questi conti siciliani che sentivo dentro casa, e allora, munita di carta e penna, passavo il mio tempo a trascrivere. Questa trascrizione, che era una trascrizione dall'orale, è diventata più di un passatempo, è diventato un cammino, un viaggio che mi accompagna veramente da quando sono piccola. Poi le pubblicate le poesie? Sì, le ho pubblicate. Non è che ce n'ha qualcuna qua? Sì, Ce ne legge una? Sì, certo. Ah, che bello. Questa poesia è... Attenzione, Erika Donzella, prego. Lasciatemi ferma, senza parola da comandare, senza fiato, ma con l'affanno di ammaestrati discorsi, pronti ad aggredire. A me basta il fluire dell'onda, calma, che viene, ed è sola nel suo mare. Ma bellissimo, anche qui c'è l'acqua, naturalmente, l'acqua del mare, e ci sono tanti temi. Complimenti, ha una maturità, diciamo. Ha dedicato Come acqua comanda a Orazia, con una dedica bellissima, dice, alla sua veglia costante, e poi a Salvatore, libero nel vento. Se può rivelare qualcosa, non vorrei costringerla a parlare dei fatti suoi, però. Orazia è la nonna scomparsa molto tempo fa, che somiglia tanto in realtà a Pietra, in qualche modo, e Salvatore è uno zio a cui sono stata molto legata, anche lui scomparso da pochissimo, quindi diciamo che il romanzo è un po' l'occasione per ringraziare questa veglia costante, anche tanti insegnamenti che chiaramente mi porto dietro. Quanto è stata importante la famiglia, che apparentemente mi sembra di capire, naturalmente è un incontro ancora un po' superficiale, è tradizionale, i nonni, avere l'attenzione della famiglia, forse questo è molto importante anche per la formazione addirittura letteraria certe volte. Assolutamente sì, è stato importantissimo, io ringrazio sempre i miei genitori
per avermi sempre sostenuta. Io vengo appunto da Scicli, che comunque è un bellissimo paese nella provincia di Ragusa, e chiaramente si fa un po' più fatica ad avere delle ambizioni letterarie, motivo per cui mi sono spostata su Catania per studiare, ovviamente, ma la mia famiglia, i miei amici, tutti sono stati importanti per il mio percorso, perché ho sempre sentito una mano che mi accompagnava dietro la schiena, e quindi in realtà questo romanzo è anche un grandissimo atto di amore nei confronti di una comunità, nei confronti di Catania che mi ha accolta come se fossi nata qui, e soprattutto nei confronti dei miei genitori. Questo è un incoraggiamento bellissimo di cui lei testimonia e che contrasta un po' con quello che sentivamo prima, invece, per quanto riguarda la situazione di tanti giovani che non vivono esattamente la sua condizione. Cos'è meglio, scrivere più difficile, più impegnativo, scrivere in versi o scrivere testi che diventano poi un romanzo, magari un racconto? Farà anche racconti, immagino. Sì. Pure sì, quelli, sì. Ci manca. Sono due strutture diverse, la poesia è più immediata probabilmente, più naturale, in qualche modo risponde di più al sangue. Il romanzo ha bisogno di un'attenzione particolare. Io poi sono una strutturalista, quindi mi piace strutturalista anche addirittura. Sì, in qualche modo. Ma fantastico, è colta da morire. Studio narratologia anche per passione, quindi questo romanzo in particolare ha richiesto tanto tempo per la progettazione. La fase di stesura, nel paradosso, è stata molto più breve della progettazione. Ah, sì, eh? Sì. Sì. Questo testimonia quanto sia diverso improvvisare dal, come dire, progettare, studiare, arrivare a una cosa e non all'immediato quale può essere un selfie. Certo. Ma la curiosità cioè, le due passioni, c'è la passione per la scrittura, ma c'è anche quella per l'insegnamento, no? Come si avvicinano i ragazzi a questo tipo di, diciamo, è un mondo particolare, no? Non tutti hanno capacità per poter scrivere e mettere anche poi nero su bianco i propri sentimenti. È vero. Io ho scoperto questa vocazione da un paio d'anni. Mi è successo, mi hanno invitato a tenere delle piccole lezioni, i primi tempi appunto in Accademia dell'Editoria, dove insegno storia dell'editoria. E lì ho scoperto di avere una grande passione per la formazione, ma soprattutto per qualcosa da trasmettere. Ed è qualcosa che in realtà tutte le materie che insegno sono materie che in primis ovviamente studio e che amo molto. Quindi più che trasferire delle nozioni, in realtà quello che mi dico sempre è che trasferisco una passione. E questo penso si senta anche nel modo di interagire con le varie classi. Io ho un approccio molto naturale, non sono la maestra, la professoressa dietro la cattedra, io tendo ad andare molto insieme alle persone che mi stanno davanti, per cui sono sempre grata, perché hanno sempre un ascolto molto attivo, mai passivo, e quindi sono loro che danno a me. Concorrerai ai concorsi quelli nazionali? Speriamo di sì, vediamo che strada come si fa? La fa la casa editrice questo? Sì, credo proprio di sì. Sì. L'ultima domanda che le voglio fare, facendole ancora i complimenti per questo suo romanzo, come Acqua comanda, eccola qua. Lei ha fatto citazioni coltissime, strutturalismo, ma punti di riferimento, diciamo, che sono anche un po' più terra per noi, che l'hanno, non dico ispirata, ma che in qualche modo motivata, l'hanno spinta? Sì, io, come ho detto un paio di giorni fa in un'intervista a Massimo Salvatore Fazio, sono una borghesiana e una calviniana in qualche modo. Borges e Calvino sono i miei amanti letterari, diciamo, quindi è quel tipo di formazione basata anche sul realismo magico di Cortázar, di Márquez, e questo è un po' quello che mi porto dentro come bagaglio culturale. Poi è chiaro che sto cercando anche di sperimentare molto, quindi si passa dalla poesia al romanzo, ai racconti, ho scritto anche saggissi. Dei siciliani nessuno? Dei siciliani Sciascia, Consolo, Bufalino, ecco. Sono il trittico, no? Come si dice. Trittico com'è? Come? Com'è il trittico? Il trittico tra Sciascia, Consolo e Bufalino. Ah, ecco. Sono immensi, sono dei maestri da cui secondo me chi scrive, soprattutto in Sicilia, non può prescindere, ma in generale la letteratura contemporanea, moderna, Sciascia, Consolo sono dei punti di riferimento. Bufalino. Guardate che cose bellissime che stiamo imparando questa mattina
con questa giovane scrittrice quanta cultura e quanto amore per la propria terra e anche, come dire, la cultura della nostra terra, che ne fa poi un personaggio, come si dice, globale. Lei potrebbe essere in qualunque parte del mondo. Complimenti a vero, Erika Donzella. Come acqua comanda, Calos Editore. In bocca al lupo per tutto, speriamo di poterla intervistare prossimamente, vincitrice di qualche premio nazionale, non soltanto dalle nostre parti, e anche dalle nostre parti. Breve pausa e poi ci ritroviamo. State con noi, buongiorno Sicilia. 40. Non ci siamo riusciti ad averlo in audio e video, ma ce l'abbiamo in audio. Il colonnello Giuliaci. Colonnello, buongiorno e bentornato a Buongiorno Sicilia. Michele, il mio buongiorno a lei per la sua simpatia. Buongiorno colonnello. C'è anche Angelo Gagliano insieme. Allora, il tanto atteso responso, che weekend ci aspetta? Già è cominciato qua in attesa. Ma direi che senz'altro ci saranno temporali, cioè mattina probabilmente bello, ma nel pomeriggio i temporali qua e là, soprattutto nell'interno della Sicilia, ci saranno sia oggi che domani. Ma ormai va avanti questo tipo di tempo che ha un suo cliché prestabilito dal 1 maggio. Da maggio ad oggi abbiamo visto sempre lo stesso tipo di tempo, no? Che in parte non penalizza chi soffre il caldo, ma in parte non consente di avere 3-4 settimane consecutive con tempo bello, soleggiato, senza una nuvola, senza rischio temporale. Questo avverrà quando arriverà l'africano, no? Perché quando arriverà l'anticiclone nordafricano, per 4, 5, 6 settimane consecutive, tempo bello soleggiato, ma caldo boia da 35 a 40 gradi. Professore, ma quando arriverà l'africano, come lo chiama lei? Ecco, l'africano, l'anticiclone africano, secondo le mie valutazioni, dovrebbe arrivare nell'ultima decade di giugno, quindi ancora una ventina di giorni con questo tipo di tempo che magari al mattino sembra bello, ti invita ad andare al mare e ai monti, ma poi nel pomeriggio arriva il temporale. Magari temporale però di breve durata, un'ora e mezzo, per cui non necessariamente bisogna abbandonare l'idea di se oggi vorrei andare al mare. Sto seguendo l'idea. Colonnello, come no, l'idea l'ha resa benissimo, anche perché l'esperienza che abbiamo vissuto un po' tutti purtroppo ultimamente è un po' quello che una volta si viveva quando si andava nelle isole e si diceva ma questo è il clima tropicale delle isole. È vero o è una sciocchezza questa qua? Ma il clima tropicale è una cosa diversa, perché il clima tropicale è fatto da una stagione secca, e da una stagione piovosa, perché è determinato dai monsoni. Non so se me ne spiego. I monsoni africani in questo momento sono in ritardo sull'Africa e sono quelli che, se avanzano, spingono verso nord l'anticiclone africano. Sono in ritardo, non spingono verso il Mediterraneo l'anticiclone africano, per cui costui ancora per 20 giorni sarà assente. 20 giorni di pena. Ma perché il ritardo? Tutti corrono e l'anticiclone frena, si è rallentato. Che è successo, colonnello? Dunque, la storia è un po' lunga. I monsoni africani, quelli che dall'area subsahariana tendono a salire più verso nord, più verso il Sahara, sono in ritardo perché sono, come tutti i venti, sono determinati da un dislivello di pressione tra un'alta pressione che sta sul Golfo di Guinea e la bassa pressione che sta sul Sahara. Questa alta pressione sul Golfo di Guinea, non sto a dirvi il perché, se no vi annoio, è un po' abbioccata quest'anno, quindi spinge poco, non so se mi spiego. Certo. Per cui anche i monsoni sono più lenti. Quindi avanzano più lenti. Diciamo che il ritardo è di circa 100 km, sono 100 km più a sud di quanto non dovrebbero essere per questo periodo dell'anno. E quindi, come dire, 100 km, poi la distanza adesso tra Tunisia
e Sicilia, non dico 100, ma che sia un po' di più, però è il necessario perché l'anticiclone africano arrivi fino almeno al sud dell'Italia. Ecco, no? Allora, riassumendo, questi giorni va così così, di mattina è bello, pomeriggio c'è il rischio della pioggia, ce la dobbiamo piangere per 20 giorni circa fino a fine giugno, d'altra parte l'estate cominciava il 21 giugno se non ricordo male, quindi comincia. È quella astronomica, sì. Mi scusi? Sì, voglio dire, ma anche al pomeriggio non ha detto che sia tutto rovinato, io credo che alle 2 ancora, il 3 il pomeriggio incrociamo non le posso dita. stare al mare. Poi in genere tra le 16 e le 18 si scatenano i temporali, ecco, questo mediamente come Perfetto. copione. Colonnello, ecco, no? l'ultima domanda che le faccio, rapidissima, lei ha un'autorità assoluta. Tutto questo c'entra con l'inquinamento, con il cambiamento climatico? È la certezza, non solo c'entra, 2 anni di siccità, perché non è che è durata dall'autunno, è dal 2021 che siamo sotto siccità. Il sole è diventato così secco che anche se piove non si fa bagnare, l'acqua scivola rapidamente e va tutta a alimentare i torrenti invece di essere assorbita a metà dal terreno, no? Sì. Per di più, diciamo, appunto, mancando l'africano, le perturbazioni atlantiche sono arrivate sul Mediterraneo, che è 3 gradi più caldo di quanto dovrebbe essere. Vi assicuro, Michele, è un'enormità 3 gradi più caldo della media. E le masse d'aria fresca che vi passano sopra ricevono una carica di calore e di umidità straordinaria, per cui appena caricano giù l'ira di Dio. Le bombe. Grazie per questo, grazie per tutto, Colonnello Giuliacci. No, grazie a lei. Ci ha dato una serie di informazioni importanti. La vedo sempre in forma, congratulazioni. Grazie altrettanto. Mi spiace per un prima. Un saluto agli amici di Sicilia. Grazie colonnello. Saluto a tutti noi siciliani, ci fa molto piacere, sempre generoso il colonnello Mario Giuliacci. Allora facciamo una pausa brevissima e poi torniamo insieme con Angelo Gagliano e altre storie. State con noi, buongiorno Sicilia. Ogni anno, a cavallo tra Natale e Capodanno, viene fuori una classifica stilata da una testata giornalistica, Il Sole 24 Ore, sulla qualità della vita. E da 33 anni che fanno sta classifica noi siamo sempre ultimi, quindi quest'anno facciamo ancora una volta i complimenti ai nostri amici del nord e diciamo alla Sicilia, alla Calabria, alla Campania: sveglia, oh, non possiamo continuare a dire ma noi abbiamo il mare. Ho capito, ma non è che siamo tutti pescatori. Io ce l'ho gli amici pescatori, ci vado a comprare il pesce, per carità, è una meraviglia, ma non migliora la qualità della vita perché non c'è scritto nella classifica del Sole 24 Ore. Cosa migliora la qualità della vita? La comodità. Io mi trovavo a Varese, stavo passeggiando in un supermercato e ho visto quello che noi chiamiamo un maccarronello fritto dentro una vaschetta di plastica dentro il frigo. Ho chiamato e ho detto: senta, scusi, forse qualcuno per sbaglio ha messo il pesce fritto dentro il frigo. Mi fa: non per sbaglio, per comodità. Lo tiri fuori, lo metti nel microonde e in 1 minuto è pronto. Ho detto: sì, in 1 minuto è pronto. Pronto per che callo? Ma queste sono convinzioni che abbiamo noi terroni, che siamo meteoropatici. Noi la mattina ci svegliamo, appena non c'è il sole, c'è una nuvola, noi ce ne sediamo pure a campare. Non vogliamo parlare con nessuno, no, ci stiamo sediando tutte cose. E sveglia, basta! Io per un periodo sono stato a Milano, lì la mattina ti svegli, sole, vento, nebbia, pioggia, non mi cagava lo stesso nessuno. Oh, noi così non andiamo avanti, perché non ci rendiamo conto che l'economia da noi non può girare per un semplice fatto. Dunque, tu sei a Treviso, devi fare un lavoro, chiami l'impresa che lavora in regola, ti fa la fattura, pagare, sorridere, ciao. Qua noi abbiamo l'abitudine che a trovare sempre all'amico, che sape fare tutte cose, che ci fa risparmiare. Senti, io dovrei fare la convergenza alle ruote della macchina, conosce nessuno. Ci penso io, ti faccio io. Ci pagavano all'officina mezz'io, ci rugno con il picello e pam pam, con il picello da pam pam ed è fatto. Senti, dovrei aggiustare il condizionatore da ci penso io, il bello con il picello e pam pam, con il picello del capo pam pam ed è fatto. Senti, c'è mia moglie che dovrebbe cambiare ginecologo, conosci nessuno? Ci penso io, lascia che ma poi t'ha Treviso.
Noi abbiamo questa cosa che compriamo tutto in fiducia, tant'è che abbiamo il macellaio di fiducia, il fruttivendolo di fiducia, il pescivendolo di fiducia, pure Cassa Muitaro non abbiamo di fiducia, picchiamo a morire tranquilli. Mio zio aveva l'edicolante di fiducia e comprava di tutto, libri, giornali, CD. Una volta mi fa, tale che c'ecca? Oh, CD dei Baglioni, CD dei cugini di campagna, 5 euro regalati. Effettivamente erano regalati perché in quel periodo li regalavano con il giornale. Ai ci impaccava a 5 euro. Noi, continuando così, non ce la vedremo mai la luce, ma per un motivo arriveremo sempre ultimi e prenderemo sempre 3. Sempre, perché noi abbiamo 3 lati, 3 vulcani, 3 mari che ci bagnano, Mar Ionio, Mar di Sicilia, Mar Tirreno. Infatti se qualcuno dice cuci ma ne abbiamo piccolo, ma quando mai siamo a mare? Il mito racconta che la Sicilia nasce dalle 3 ninfe che gettarono sul mar Mediterraneo i doni che avevano accumulato nel mondo e da lì nacquero i 3 promontori, Capo Lilibeo, Capo Passero e Capo Peloro. Ma la gente non se lo ricorda, la gente al massimo si ricorda delle 3 grazie, Graziella e grazie al Sole 24 Ore che ci ricorda che siamo ultimi. Le ultime città sono Palermo, Reggio e Milazzo e grazie al Sole 24 Ore che ci ricorda che siamo ultimi. Però io voglio dire una cosa, se loro vogliono avere una credibilità la redazione la devono aprire qua da noi in Sicilia, non lassù. Sì, perché altrimenti non si possono chiamare Sole 24 Ore, si possono chiamare Sole, 10 minuti già su assai. Comunque, io una cosa la voglio dire. Effettivamente ci sono momenti in cui noi siamo ultimi. Noi siamo ultimi quando noi non ci curiamo della nostra terra, quando imbrattiamo i nostri tesori, quando ci lasciamo alla rassegnazione. Qui siamo ultimi. Però, detto ciò, noi sappiamo anche essere accoglienti, solari, generosi e per questo quando loro vengono qua, noi, anche se di qui sono passati davvero tutti, li accogliamo come se fossero i primi, perché noi probabilmente in classifica siamo ultimi, ma loro a sparar minchiate sono i primi. Grazie, siciliologo Stefano Piazza. Da non perdere stasera alle 23. Noi continuiamo con i quotidiani, Angelo. Sì, parliamo della TV. È una notizia che ci fa piacere, farà piacere a tutti noi che facciamo televisione, perché la TV resiste. La guardiamo in media 3 ore e mezza al giorno, cresce l'ascolto nelle fasce adulte, in calo i giovani perché sappiamo che utilizzano strumenti più smart. Però questa classifica viene fuori da una ricerca di Sense Markets sui dati Auditel. È interessante quelle strisce rosse, che dicono? Allora, le strisce rosse dicono che se hai più di 65 anni hai una permanenza media di 60 minuti al giorno. Fra i 55 e i 64, 20, meno di 55, 19. Questi sono però quelli che sono proprio gli irriducibili della TV. Dall'altra parte ci sono quelli che guardano la TV 3 giorni solo su 7. E allora, per età, 26 minuti fino a 17 anni, 13 tra i 18 e i 24, 14 tra i 25 e i 34, 17 tra i 35 e i 44 e poi 30 minuti tra chi ha più di 45 anni. Questa è una ricerca. La TV resiste, ma solo, diciamo così, un po' nelle fasce, diciamo, le persone più. E noi siamo qui per voi, per tutte le fasce. Va bene, allora adesso per chiudere e per augurarvi un magnifico ponte e naturalmente una bellissima festa della Repubblica, voglio ricordarvi che il 2 giugno del 1941 nasceva, non c'entra niente che la Repubblica, nasceva Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones, e noi vi vogliamo lasciare con l'indimenticabile, augurandovi naturalmente che questo possa avvenire anche a voi, l'indimenticabile satisfaction, soddisfazione, gioia, piacere. Buon weekend a tutti, ci rivediamo lunedì. Ciao, buongiorno Sicilia. A lunedì.